Ciao ragazzi, oggi vi porto a casa di Luca Brangian, un amico che ha origini veneziane ma che è ormai gardesano di adozione. Lui è uno dei ristoratori più noti di tutto il lago di Garda veronese, però da alcuni anni ha avviato una sfida importante, quello di riscoprire le origini dei sapori, e ha affiancato l'attività di ristorazione a quella vera e propria di agricoltore. E siccome siamo in autunno, questa è la stagione della raccolta delle olive, che per lui assume un significato e un valore molto particolari. Quando arriva l'autunno ed è ora di raccogliere le olive, no? Come si sente il Luca, quello del Graspo, che è un ristoratore? Bene, si sente pronto per affrontare questo momento e anche un po' in anticipo, perché ogni cultivar ha la sua maturazione, quindi dopo delle analisi noi cominciamo a frangere. Tu non nasci olivicoltore, Luca. No, io sono un ristoratore. E perché fai questo mestiere? Perché dopo 30 anni di questa attività ho visto che la gente ormai cerca sempre più l'origine nei prodotti, quindi non basta più presentare i piatti belli, vogliono capire da dove arriva il cibo, che sia perfettamente sano, biologico, e io allora mi sono messo in moto e ho cominciato a creare questa filiera, cioè quindi piantando il grano per il pane. L'olio mi sono comprato invece del cabrio il mio frantoio, e quindi frango quando l'oliva è matura, e facciamo il vino, abbiamo l'orto, insomma abbiamo creato le api, abbiamo creato questa filiera che è importante, la gente lo sente. Ovviamente le quantità prodotte sono molto basse, perché quello a cui Luca punta è semplicemente l'autonomia del proprio ristorante. Ma quello che più mi ha colpito è l'estrema cura, la grande attenzione alla qualità, che si ottiene seguendo il processo produttivo dall'inizio alla fine, con una serie impressionante di accorgimenti minimi che servono per tenere alto il livello qualitativo del prodotto, meglio del frutto, ma anche dell'olio. Qual è il tuo canone di qualità? Partendo dal principio che l'olio extravergine d'oliva è una spremuta di oliva, quindi i tempi di lavorazione devono essere i più brevi possibili. Noi raccogliamo la mattina, si sta attenti a non pestare le olive, che lì sennò parte la prima ossidazione. Abbiamo 3 passaggi per la pulizia, lasciamo le foglie dentro le cassette, cassette riempite a metà con i buchi perché respirino, all'ombra quando le abbiamo raccolte. Le portiamo su, le passiamo un primo passaggio per togliere le foglie, il secondo passaggio per togliere tutte le olive che non sono belle, che sono schiacciate, e dopodiché si passa alla frangitura, controllando la temperatura delle olive perché è importante, e tutto deve avvenire senza che l'olio prenda le olive, la pastelle, la grambola, prenda aria, che così non si ossida. Quest'anno in più abbiamo anche iniziato a dividere proprio per cultivar la nostra raccolta, e quindi facciamo tutti oli diversi uno dall'altro, insomma, a seconda della pianta. Qui sul lago la varietà principe è la Casaliva. Sì. Coltivate solo quelle? No, noi abbiamo... Allora, la DOP, noi siamo biologico e DOP. La DOP una volta prevedeva che il 50%, il 55% fosse di Casaliva. Adesso invece nella DOP basta avere Casaliva, frantoio, leccino, e l'Argina Garda è una vecchia varietà di olivo che noi non abbiamo tante, abbiamo 7 piante molto grandi però, che adesso stiamo rimpiantando e che vorremmo far rivivere, insomma. Sapete perché voglio raccontarvi questa storia? La storia di Luca, il veneziano gardesano. Semplicemente perché è una storia che merita di essere raccontata, per la passione, per l'intensità che ci mette, per questa ricerca maniacale della qualità, e soprattutto perché la ricerca delle fonti per lui significa mettere in pratica insegnamenti e culture antiche. Qualche anno fa, per esempio, sono stato qui nella sua tenuta ai Beati, sopra Garda, perché ci ha tenuto a farmi vedere la sua coltivazione di grani antichi. È stata una sperimentazione all'epoca, che però
ha fruttato la produzione di farine che poi ha utilizzato per la panificazione, una farina che usa tuttora. Ed è stata una riscoperta estremamente interessante perché ha rivelato delle proprietà dei sapori che veramente hanno riportato al fascino dei tempi perduti e dei sapori antichi. Ma poi, insieme alla moglie Martina, ha creato anche un'azienda agricola in cui si occupa di coltivare erbe officinali e aromatiche da cui trarre gli oli essenziali destinati a vari utilizzi. Mi è rimasto impresso, per esempio, l'olio balsamico ricavato dalla distillazione delle coccole, le bacche dei cipressi, un olio balsamico con proprietà benefiche per la circolazione degli arti inferiori. Insomma, un personaggio, Luca, che ha fatto dell'amore per la terra una ricerca della verità dei sapori, un'attività che continua tuttora e che lui riesce a diffondere anche nel suo ristorante. Chi è che te l'ha fatto fare, Luca? Cioè, passare da un'attività molto impegnativa come quella della ristorazione a un'altra altrettanto, forse di più, come quella dell'agricoltore, no? E cosa c'è alla base, al di là della voglia della gente di sapere? Non c'è anche una passione tua per mettere su un piatto la verità di un territorio, ovvero i sapori? Assolutamente, insomma, io, la moglie e le figlie ci stiamo prodigando in questo perché puoi anche trarre piacere dal sorriso della gente che vede che ci metti anima e cuore in questa cosa. Tu parti dall'origine, no? E vai alla ricerca della prima fonte della materia prima. Ti senti un po' in controtendenza? Perché non sono molti i ristoratori che lo fanno, eh? Sì, anche perché non è semplice, non è comodo, non è il nostro tempo adesso, il mio e di mia moglie, è proprio in seguire queste cose perché non stiamo imparando. Cioè, un agricoltore, per lui è semplice capire che domani se raccoglie le olive che il giorno prima ha piovuto si bagna tutto perché le foglie di olive buttano giù acqua. Io l'ho scoperto negli anni, cioè agricoli ci stiamo diventando, insomma. È una bella sfida. È dura. È un bel cammino, è una bella sfida. Sì. Ragazzi, la cosa bella dell'olio, al di là del sapore, è il colore. Guardate un po'. Questo è l'olio appena ricavato dalle olive appena frante, fresco di frantoio. Che profumo! Però il colore cambia a seconda della varietà di oliva, vero? Assolutamente. Luca? E anche del periodo di raccolta. Questo l'abbiamo raccolto verso il 9-10 ottobre. Varietà? Leccino in purezza. Questo? Che è verdissimo. Dopo c'è la Casaliva, che è meno intenso come colore. La varietà Principe del Lago di Garda. Esatto, che appunto nella DOP era assolutamente necessaria. E il frantoio. Questi sono i 3 tipi di cultivar. La Regina è un altro colore ancora. È un altro colore ancora. Quanto è bello fare olio? Beh, tanto dei profumi che ti senti quando macini e anche il colore, perché ti dà anche quello una soddisfazione e tutto il resto, insomma, di ricavare dalla natura un prodotto così importante. Per degustare l'olio la procedura corretta sarebbe quella di utilizzare dei bicchierini solitamente azzurri per rendere non distinguibile il colore, per non influenzare insomma la capacità degustativa. Assolutamente, perché il colore non vuol dire che l'olio sia di qualità, sia un buon colore. Però a me la fettina del pan, tipo questo, eccola qua. Che pane è questo? Sono pane che facciamo con i nostri grani, che sono Tuminia, fantastico. Perciasacco e Russello, 3 grani duri siculi e non può mancare una fettina di salame che insomma, È uno strano olio questo. fa sempre bene. Eccolo qua. Grazie Luca, grazie davvero grazie per a te questa ancora. merendina fuori orario che adesso consumeremo molto piacevolmente. Complimenti per la scelta di produrre un olio di altissima qualità e il colore promette veramente bene. Bene, ci vediamo al ristorante. Ci vediamo prossimamente. Arrivederci, grazie. Ciao ragazzi.